God Save the Wine, parliamo di primavera, parliamo di estate, ma parliamo di posti dove la primavera e l'estate sono quasi tutto l'anno. Cioè la Puglia è un posto dove vorremmo tutti essere stasera, esatto. questo caldo, quindi Laura tu ci potrai confermare che è un posto meraviglioso. Meraviglioso, fantastico. Questa sera vi abbiamo portato in degustazione il nuovo rosato di Primitivo. Ecco, direi che stiamo parlando proprio dei vini della prossima stagione. Questo, se non ricordo male, è stato presentato a Vinitaly, quindi è appena arrivato alle enoteche e vediamo come mai, perché dovremmo assaggiarlo. Devi convincerci. Ti convinco perché è un rosato di Primitivo, personalmente lo trovo fantastico, non dovrei dirlo, ma è un rosato diverso dai soliti rosati che si fanno in Puglia. Sappiamo perfettamente che la Puglia è famosa per i suoi rosati. Io adesso ti faccio assaggiare il nostro nuovo Tramari. E già questo nome mi ispira, perché mi viene in mente le trame, gli intrecci, ma anche i mari. Il nome che noi gli abbiamo voluto dare è Tra i Mari. Perché ci sono due mari? Esatto, ci sono due mari in questo due vino, quindi abbiamo voluto chiamare Tramari. Due mari perché questo viene da un vigneto particolare, da una zona particolare, raccontaci. Dal nostro vigneto di Cantine San Marzano nella zona di Taranto. Beh, il naso è particolare, è vinoso, però dolce ma non troppo, con queste note speziate, intriganti. È molto, diciamo che è un rosato molto delicato, un rosato per l'estate, per la primavera, diverso appunto, come dicevo prima, dai rosati di Primitivo. Ma perché normalmente sono rossi con un po' meno corpo, spesso i rosati pugliesi. I rosati pugliesi sono con più corpo, di solito si fanno anche di Negramaro, questo è di Primitivo. Questo è effettivamente o uva di Troia o Primitivo o Negramaro. Primitivo che c'è un grande revival di quest'uva, tanti premi, sicuramente è un'uva che si riconosce subito al naso e per quello anche magari la sua riconoscibilità, il grande contributo della viticoltura pugliese al grande mare Magnum autoctone. Mancava un rosato di livello e questo secondo me riesce a colmare la lacuna, e si può anche pensare di fare una serata in cui si inizia con Primitivo questo, poi magari un Primitivo di medio corpo per proseguire e il nostro talò e si finisce con un nostro cru, una nostra collezione. Giusto, le collezioni vostre che sono il Primitivo, forse quello a cui ti aspettiamo, un pochino più corposo, dolce. Abbiamo la nostra collezione 60, la nostra collezione 62. Quindi si può stare dall'antipasto al dolce rimanendo Primitivo. Esatto. Questo è un buon proposito per l'estate prossima. Grazie Laura.